Approvata ieri in prima commissione una manovra di assestamento di bilancio che trasferisce ad alcuni importanti capitoli delle risorse nuove, come ad esempio 7 milioni a favore del trasporto pubblico locale, 1,5 milioni a favore della parità scolastica, 1.250.000 a favore degli impianti sportivi dei comuni, altri 750.000 euro a favore della cultura. 500.000 euro a favore delle opere pubbliche dei consorzi di bonifica e 200.000 euro a favore di quei comuni che ospitano gli impianti di imbottigliamento delle acque minerali per in qualche modo compensare i danni che il trasporto in maniera particolare grava su quelle strade. È una manovra non di grandi dimensioni, perché questo è quello che ci permette di fare con i bilanci striminziti che abbiamo in questi ultimi anni, ma utile a dare le risposte che recentemente sono state sollecitate alla Regione del Veneto. Presentata ieri in Commissione una proposta di fusione tra i comuni di Barbarano e Mossano. È un importante passaggio tra due comunità dove alla fine diventerà un unico comune, anche in virtù del fatto di una recente riforma della legge che prevede appunto le fusioni dei comuni, dove abbiamo accelerato in modo importante i tempi per ottenere queste autorizzazioni. È un modo come un altro per far fronte ai grandi bisogni di risposte che i comuni hanno nei confronti dei cittadini. In alcuni casi sono motivati da reali legami storici, culturali e di collaborazione, in altri casi, e qui ovviamente non sono molto soddisfatto di questo passaggio, motivati solo meramente da esigenze di carattere finanziario. Comunque la presentazione non ha dato questi tipi di indicazioni, ma bensì una stretta collaborazione tra i due comuni che spero di poter chiudere con l'approvazione del parere di meritevolezza quanto prima. Abbiamo tenuto un parere negativo di fronte all'assestamento di bilancio, che presenta sicuramente degli aspetti importanti, perché finalmente per la prima volta la Regione integra il finanziamento per il trasporto pubblico locale con 7 milioni e recupera appunto quanto richiesto dalla Regione Veneto. Però ecco, il resto della manovra non la giudichiamo assolutamente sufficiente e all'altezza delle richieste sia nell'ambito sportivo, nell'ambito culturale, ma soprattutto nell'ambito della sicurezza idrogeologica, quindi lo stanziamento per i consorzi è assolutamente insufficiente. Faremo una manovra emendativa in aula e vedremo appunto di raccogliere finanziamenti adeguati proprio per questa partita importante che è la sicurezza idrogeologica della nostra regione. Fondamentale poi quello che abbiamo licenziato in commissione è legato alla fusione dei comuni. 4 ville nella Bassa Padovana, un nuovo comune. Dobbiamo affrettarci, mi auguro che non ci siano perdite di tempo per arrivare al giudizio di meritevolezza e alla proclamazione del referendum entro metà dicembre del 2017, in modo tale da dare poi il via alla fusione di questi comuni, così come Barbarano Vicentino. Sono importanti esempi di come ci sia la necessità di mettersi assieme per fronteggiare le sfide sempre più complesse che i comuni hanno di fronte.